nel dialetto, e quindi è importante, è giusto essere qui e poter esprimere quella che è la nostra sicilianità in tutti i sensi. Io ritengo che una volta il dialetto era visto come, tanti anni fa, come una cosa da mettere, diciamo, ecco, nel dimenticatoio. Io ritengo invece che il dialetto, quindi naturalmente quello nostro siciliano, è un patrimonio che dobbiamo coltivare e che dobbiamo sicuramente promuovere, soprattutto nei giovani, nelle scuole. Sentite già il suono, evoca già la stessa parola, evoca quella della Sicilia, i colori, i sapori, il patrimonio culturale che abbiamo, anche quello gastronomico, sicilianità. C'era chi parlava di sicilitudine, il nostro sciascia. E noi qua oggi dobbiamo ricordare da dove veniamo, chi siamo e la nostra lingua, la lingua siciliana, che non è solo dialetto, è lingua, quindi è qualcosina in più nella linea gerarchica. Questo non vuol dire che dobbiamo allontanare gli altri, li dobbiamo accogliere, perché come ha detto il sindaco siamo stati terra di conquista, di dominazione di tanti altri paesi, di cui abbiamo preso quelli che sono i tratti più importanti di quella che è la nostra identità. Cari amici, ben trovati. Questo pomeriggio mi trovo al Molino Excelsior di Valderice, dove si sta svolgendo una manifestazione per celebrare la giornata del dialetto e delle lingue locali. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Sicilia Incantata, dal suo presidente Giovanni Battista Pollina. Come potete sentire dalla musica che proviene dall'aula magna del Molino Excelsior, ha aperto la manifestazione il gruppo Belle Époque. Ci sarà nel corso della manifestazione, dell'evento, anche la proiezione del cortometraggio in lingua siciliana Turiddu su Naturi, che vede come regista Giovanni Battista Pollina. Ecco, mi ha raggiunto il presidente dell'Associazione Sicilia Incantata, Giovanni Battista Pollina, e Totò Borgese, ma iniziamo con Giovanni Battista Pollina. Giovanni, oggi giornata del dialetto e delle lingue locali, qui a Valderice si sta celebrando questa giornata importante. Certamente, ci sono tanti invitati, quest'anno c'è la Belle Époque di Rosario Blandino, che abbiamo avuto questo onore a Valderice di avere. Il sindaco ci ha patrocinato questa seconda volta, l'anno scorso è stata la prima della giornata del dialetto. Devo ringraziare il sindaco, l'assessore Cristina Ferro, Nino Barone che è qui grazie a TVBN, e l'attore Totò Borgese che adesso presenterà Turiddu su Naturi anche a Valderice. Grazie Giovanni, appunto nel corso della manifestazione, lo dicevamo prima, sarà proiettato Turiddu su Nature, il cortometraggio su uno spaccato di vita di Salvatore Giuliano. Mi collego per questo a Totò Borgese, che è stato uno degli attori, nonché anche il direttore, diciamo, del cast, del set, dell'Imbus. Visto l'età. Totò Borgese, non gli manca mai la battuta. No, allora io ve la verso a dire in siciliano, perché oggi è la giornata del dialetto, dovrei parlare in siciliano, giusto? Ma già c'è Bastanino col suo TG che riscuote enorme successo, io me lo gusto perché ogni tanto un po' di dialetto ci vuole. Allora torniamo al nostro Turiddu su Naturi. In fondo è un Salvatore Giuliano in un'altra versione rispetto a quello che di solito siamo abituati a vedere e a sentire. È un Turiddu Giuliano innamorato, no? La parte diciamo più emozionale di Turiddu Giuliano, al di là del bandito, lo è stato, non lo è stato, poi ognuno fa le proprie considerazioni. Questo, quello che abbiamo realizzato noi con un cast di attori importanti, al di là dell'essere professionista o meno, ma vi assicuro attori importanti, ha dato alle persone fino adesso che l'hanno visto veramente una grande emozione. Grazie a Totò Borgese, effettivamente è così. Io ho partecipato al cortometraggio insieme qui a questi amici, ci siamo divertiti e questa è la cosa più importante, ma è venuto un prodotto anche di una certa qualità, abbastanza buono. Mi trovo in compagnia di Girolamo Caleca, attore e poeta di Castellammare del Golfo, che, vista la giornata di oggi importante che valorizza il dialetto e le lingue locali, ci leggerà una sua poesia in lingua siciliana. Ascoltiamo. Allora, il titolo è Lo facci bucchi di una volta.
Quando era picciottello, una vicina dormia vestuta, povera cristiana. Si scommigliava della cottonina per tagliare di dar re la persiana. Se tu t'arricampavi a tarda ora, senza addumare luci si sosia, la protezione avvia di risomura e appena aggiornava, tagliava e cosia. Sapia tutto dello vicinato, era lo passatempo preferito, lo so che fare lo mettia di lato e trascurava pure a suo marito. Ma tutto questo a Ida non ci bastava, pigliava informazioni fuori zona, se c'era una che si maritava, sapia se era brutta o se era buona. Ora che tutti avemo facce bocche, taliamo lo vicino di lontano, non resta la tagliata come cucche, ma scompario lo contatto umano. Quanta verità in questi versi di Girolamo Calega. Io questa poesia credo che la reciterai nel corso della manifestazione. Grazie Girolamo. Grazie a te, Nino. E cari amici, gustatevi questa tarantella siciliana dal gruppo Castellammarese, Easy Joe. Ecco a voi. Ne vedremo chiottaido. Salutamo.